La farmacia ormai è al centro del Servizio Sanitario Nazionale, sempre di più al servizio dei cittadini per la sua capillarità sul territorio. Per un giorno Agrigento, capitale della farmacia italiana, visto il parterre che abbiamo portato qui ad Agrigento. Noi abbiamo adottato già nella primavera dell'anno passato un provvedimento che ha garantito in via sperimentale l'avvio delle attività necessarie per garantire un servizio importante alla comunità, anche attraverso il ricorso alla telemedicina, quindi al teleconsulto e alla erogazione di prestazioni compatibili evidentemente con il ruolo della farmacia, che è certamente centrale, che rappresenta una componente essenziale del sistema sanitario regionale. Oggi l'incontro con farmacisti, con sottosegretario alla salute rappresenta un passo avanti nel percorso di realizzazione sostanzialmente di un principio che è quello del partenariato pubblico-privato, del ruolo centrale della farmacia, accanto evidentemente a quello dei medici e degli altri professionisti della salute che concorrono a formare un solido riferimento per il paziente, per il cittadino che ha bisogno di cure facili, veloci, importanti in questo i piani terapeutici informatizzati, il fascicolo sanitario elettronico sul quale giocherà un ruolo anche il farmacista, sulla digitalizzazione complessivamente intesa e sulla medicina territoriale di prossimità con le case di cura di comunità che avranno all'interno anche i farmacisti, quelli dipendenti dal sistema sanitario regionale, perché l'obiettivo concreto è quello di migliorare la qualità e l'accesso alle cure col concorso di tutti coloro i quali operatori del mondo della sanità possono offrire al sistema sanitario complessivamente inteso un apporto utile finalizzato a migliorare il percorso di salute nei confronti dei cittadini. È stata una giornata molto produttiva per il Servizio Sanitario Nazionale ad Agrigento, perché è chiaro che la presenza di un uomo di governo e lo spessore del sottosegretario Gemmato e la presenza di tutti i rappresentanti della categoria dei farmacisti e anche dei rappresentanti dei medici e degli infermieri hanno dato un livello di qualità altissimo e di questo ne sono orgoglioso, perché c'è stata la possibilità insieme ai dirigenti regionali di tracciare le linee guida per quello che sarà il futuro del servizio farmaceutico nel nostro panorama nazionale, ma anche in quello regionale. La possibilità che con il nuovo decreto che è stato varato dal Consiglio dei Ministri tante pastoie burocratiche verranno ridotte e il cittadino sarà sempre più pronto a ricevere delle risposte in tempo reale. L'evoluzione dopo il Covid della nostra professione ha contribuito sicuramente a far evolvere l'organizzazione sanitaria del paese. I farmacisti sono diventati la porta d'ingresso del Servizio Sanitario Nazionale e anche grazie al governo sta sempre di più questa categoria assumendo ruoli e compiti che sono proprio tesi a rafforzare quella farmacia di prossimità che è la lezione che abbiamo imparato dopo la tragica pandemia. Con la definizione della farmacia dei servizi e con il testo unico sulla legislazione farmaceutica, la figura del farmacista sarà sempre una figura strategica nell'assistenza territoriale, seppur in convenzione. Oggi ci sono intere aree del nostro paese, penso alle aree interne, all'area depresse, ai piccoli comuni, dove l'ultimo presidio del sistema sanitario nazionale, ripeto seppur in convenzione, è rappresentato dalle farmacie. Dotarli di una strumentazione anche legislativa che consenta alle farmacie rurali, ai farmacisti di poter erogare servizi di bassa complessità significa rendere un pezzo di sanità territoriale e quindi dare una sanità di prossimità che serve da un lato ad essere più vicina al paziente e al cittadino, ma dall'altro anche a decongestionare le strutture ospedaliere nelle quali deve offrire soltanto l'alta complessità.